Buon pomeriggio a tutti. Sono Stefano Miotto, direttore generale di Confindustria Veneto SIAV, a mio fianco Gabriella Bettiol, manager di SIAV, che ha curato la ricerca di cui parleremo oggi. Allora, questo è un webinar dedicato appunto a questa ricerca, in particolare focalizzato a uno dei due ambiti su cui si è concentrata questa ricerca, che è quello dell'idrogeno. Io prima di raccontarvi un po' il menù del giorno, volevo spiegare perché noi ci siamo, e devo dire frequentemente, ci impegniamo in questo tipo di attività. Sostanzialmente il tema è questo: Confindustria Veneto sostiene, diciamo, alcune politiche specifiche, politiche industriali, politiche della ricerca e innovazione. Qui stiamo proprio parlando di ricerca e innovazione, di cluster che da noi si chiamano reti innovative regionali, quindi abbiamo seguito lo strumento legislativo della regione, abbiamo animato 15 dei 21 cluster che sono stati riconosciuti dalla regione. Lo strumento operativo di Confindustria Veneto, SIAV, sta gestendo questi cluster, gestendo i progetti di ricerca e innovazione che vengono finanziati dalla regione e che vengono attuati da questi cluster, quindi da aziende e università che sostanzialmente si collaborano tra loro. E poi dall'altra parte però a noi piace anche guardare un po', fare una lettura di quello che sta succedendo attraverso ricerche come quella che vi andiamo a presentare oggi. Questa ricerca è stata promossa da Confindustria Veneto e da Federmanager Veneto ed è stata finanziata da Fondirigenti nell'ambito delle azioni strategiche di Fondirigenti. Questo è il secondo appuntamento di 3 appuntamenti che abbiamo realizzato e realizzeremo. Il primo appunto si è concentrato sul tema del cluster dell'aerospazio, un cluster che già c'è in questa regione, e quindi abbiamo cercato di leggere chi c'è, di vedere come si stanno sviluppando, quali sono le traiettorie di sviluppo di questa che, come sapete bene, è uno, diciamo, dei verticali più interessanti e più promettenti per le nostre aziende e in particolare per le nostre aziende manifatturiere. Questo secondo invece seminario è dedicato al secondo potenziale cluster. Non è ancora un cluster costituito, ma ci sono, poi lo racconteremo anche con i nostri amici, con i protagonisti di questo incontro, ci sono però degli elementi di grandissimo interesse per dire che questo sarà un altro di quei settori che in generale nel mondo, ma sopra in questa regione manifatturiera che è già caratterizzata da alcuni elementi molto significativi, sarà, diciamo, il secondo cluster su cui stiamo lavorando in un mercato che non è ancora così sviluppato come quello dell'aerospazio, ma che riteniamo che avrà un grande successo. L'ultimo pezzo di questa ricerca sarà invece un incontro che faremo fisicamente qui alla fine del mese di marzo, e qui invece il confronto sarà manageriale. Le azioni strategiche da un lato hanno l'obiettivo di vedere cosa c'è di nuovo, ma dall'altro c'è l'obiettivo anche di dare sostanzialmente delle indicazioni a Fondirigenti, che lo promuove, e ai manager di come stanno cambiando certi settori e di quali siano i comportamenti, le competenze, la visione manageriale per poter gestire questi enormi cambiamenti. Quindi questo è un po' l'obiettivo che ci siamo posti con questa ricerca e in generale la strategia che stiamo perseguendo. Se posso avere il programma, ve lo presento velocemente della giornata. Abbiamo sostanzialmente i saluti iniziali, saranno effettuati dal presidente di Fondirigenti, Marco Bodini, e dal presidente di Federmanager Veneto, Maurizio Toso. Io ringrazio entrambi, sia Maurizio Toso perché con lui stiamo lavorando davvero in modo molto proficuo, e ringrazio molto il presidente Bodini per l'interesse e l'attenzione che ha a tutte le attività che stiamo realizzando. Poi io, assieme a Gabriella Bettiol e assieme al professor Garbellano, cercheremo un po' di raccontarvi quello che è emerso in questa ricerca, quelle che sono le principali evidenze. Ma nel farlo, alcuni pezzi di questa ricerca che sono stati fatti on desk hanno invece qui dei protagonisti, e quindi in realtà non seguiremo pedissequamente questo programma, ma io coinvolgerò durante la spiegazione degli attori, di cosa sta succedendo, cosa sta bollendo in pentola, sicuramente il presidente di Hydrogen Park, Andrea Voss, che ringrazio molto per la presenza, e invece poi una manager del gruppo Sapio, la dottoressa Francesca Paludetti, che ci darà sia la visione di cosa sta succedendo sul mercato dal suo punto di vista, ed è un punto di vista di un player molto importante, ma anche poi tutti gli aspetti manageriali di questo che è davvero un fenomeno nuovo. Conclude questo incontro
il direttore generale di Fondi Vigenti, Massimo Sabatini, che come nello scorso seminario trarrà un po' le conclusioni da tutto quello che emergerà nel corso di questa giornata. Io quindi ringrazio di nuovo tutti e ringrazio in particolare il Presidente Bodini, a cui do volentieri la parola. Presidente, prego. Ecco. Ecco, buongiorno a tutti e ringrazio innanzitutto la SIAV e il team Bettiol Miotto, che sono veramente appassionati nello sviluppo di queste iniziative strategiche. Devo dire, la capacità di tradurre elementi dal punto di vista regionale, nel caso del Veneto, tradurli poi in iniziative sia in Confindustria sia dal punto di vista delle competenze, come il caso di oggi che andiamo a sviluppare con l'iniziativa strategica. Siamo partiti, ecco, ci tengo un attimo a sottolinearlo, siamo partiti da iniziative strategiche, quindi questi progetti di definizione di determinate o problematiche o settori per poi fare una modellizzazione informativa. Siamo partiti da progetti trasversali e devo dire che questo progetto dello spazio dell'idrogeno è stato l'apripista per altri progetti verticali anche in altre regioni italiane. Quindi siete stati molto bravi a identificare una problematica o un'opportunità, perché siete in una regione Veneto che ha una visione industriale molto sviluppata. Queste reti innovativi regionali, queste 6 smart specialization, queste traiettorie di specializzazione intelligenti sono estremamente importanti per far crescere il livello delle aziende, la conoscenza e quindi il posizionamento strategico, che vuol dire soprattutto in tanti casi dall'importazione di componenti allo sviluppo e quindi la successiva esportazione, dove la capacità dell'industria Veneto di flessibilità è ben conosciuta. Interessante, ecco, queste due missioni strategiche, Bioeconomy, dove appartiene questa iniziativa sull'idrogeno, e lo Space Economy che abbiamo presentato recentemente. Interessanti perché siete stati in grado di focalizzare l'attenzione sulle grandi aziende, sulle PMI, sulle start-up, quindi la filiera completa, l'integrazione, da cui cosa nasce cosa, cioè il fatto di mettere assieme su una materia nuova tutti questi player e di dare una struttura sicuramente è una iniziativa di politica industriale, poi combinata alle competenze non indifferenti, quindi nel ruolo che vi contraddistingue. L'Hydrogen Park, l'idrogeno verde oggi è, definiamolo residuale, ma è il futuro dell'elettrolisi, composizione dell'acqua e soprattutto utilizzo di energie rinnovabili. È un po' simile anche al concetto di questo e-fuel di cui si parla tanto in Germania, ecco, quindi questi carburanti senza emissioni. All'interno dell'Hydrogen Park sicuramente importante il ruolo di traino delle grandi aziende, quindi Eni, Edison, Sapio, Snam, player importanti che però da lì poi creano l'indotto, perché poi trainano e creano le piccole aziende e quindi si crea questo tessuto manufatturiero a supporto. Già vedo, io vengo da Brescia, già vedo anche sul Bresciano, ne parlavo anche stamattina qui in Fondirigenti, questo passaggio soprattutto nel settore meccanico. Il sistema dell'idrogeno si può valorizzare l'industria meccanica in questi settori attraverso nuovi materiali e nuovi trattamenti termici più che altro e guarnizioni. Quindi vedo per esempio, ho visto nel Bresciano un paio di aziende che passano dalle valvole per termosanitaria alle valvole per l'utilizzo delle macchine mobili come gli escavatori. E io stesso nel mio lavoro tutti i giorni, mi trovo adesso un progetto, anche io, in uno dei miei maggiori clienti, nell'ambito dell'idrogeno. Ci hanno chiesto a noi, industria meccanica, nell'oleodinamica, di fare anche questo prodotto per l'idrogeno, ma rimaniamo industria meccanica, cambiamo le guarnizioni, cambiamo i trattamenti e quindi c'è questa flessibilità da cui cosa nasce cosa. Io lo definisco così. Qual è il tema? Tema sì,
i macchinari sono importanti, importantissimi i centri di lavoro, le isole robotizzate, però ci vuole anche in questa fase importante la conoscenza. Importante la conoscenza perché si modifica il modello di business da un modello tradizionale a un modello alta densità di conoscenza in settori, li definirei in forte sviluppo, quindi con una necessità di uno sviluppo di flessibilità cognitiva. E poi questo, come dicevo, crea nuove reti, nuove filiere. Allora qua l'attenzione sollecitata dalla vostra organizzazione di creare un'iniziativa strategica, quindi un'analisi delle competenze necessarie. Noi come fondi dirigenti siamo il più grande fondo, il maggiore fondo italiano per il finanziamento della formazione manageriale, gestiti da Confindustria e da Federmanager, ma non solo eroghiamo, ma cerchiamo nell'ambito della nostra attività durante l'anno di fare una decina, dozzina di ricerche su determinate tematiche afferenti il management. Quindi possono essere ricerche trasversali, ma come in questo caso, come ho sottolineato prima, ricerche su determinati settori nuovi. Quali competenze sono necessarie per queste grandi trasformazioni? Che poi utilizziamo anche una logica circolare nella determinazione degli avvisi. Quindi un'attenzione a quelle competenze che non ci sono, che possono essere sia di hard skills sia di soft skills. Prima direi due competenze, due gruppi di competenze particolari. Le relazioni con questi nuovi fornitori, nuovi clienti, nuovi fornitori e questo know-how, che può venire sia da aziende del territorio, quindi da una rete che si può costituire progressivamente, sia da una serie di conoscenze internazionali, come nel mio caso è stato il cliente internazionale che mi ha dato i parametri e su questi parametri poi noi stiamo lavorando per trasformare il nostro pezzo meccanico in un pezzo allineato a quello che vuole il cliente. E quindi c'è questo adeguamento, quindi questa nuova relazione di fornitura interna e esterna che va creata, quindi nel territorio e anche a livello internazionale, perché poi è il cliente che dice quello che dobbiamo fare. Se un'azienda è già un po' internazionalizzata, se uno deve fare un macchinario e vuol farlo a idrogeno, è il cliente che dà i parametri. Chiaro che poi posso utilizzare poi nel territorio determinati fornitori meccanici o di guarnizioni, ma devo avere poi un'attenzione internazionale su chi ha sviluppato certi subcomponenti, questo dal punto di vista pratico. E poi quindi un'integrazione di conoscenza interna e esterna, una capacità di comunicare questa innovazione, di motivare il team all'interno, quindi queste soft skills, queste capacità di leadership e comunicazione quindi dell'innovazione e un'attenzione direi agli hub di innovazione, quindi non solo al proprio giardinetto, ma a questi hub che si sono creati, che sono in questa osmosi di informazione, di attenzione e di una nuova cultura e al pubblico privato. Quindi vuol dire iniziative, ma soprattutto anche una capacità, una cultura di accesso ai finanziamenti sull'innovazione, di cui i clienti stessi ne fanno uso. Quindi faccio una determinata macchina in Germania perché mi dicono e mi aiutano, e quindi questa capacità del pubblico privato è importante. Chiaramente in questi settori i giovani giocano un ruolo importante, perché c'è questo upskilling e reskilling già dei dipendenti e questo ci sta, però anche la capacità di attrarre i giovani in questi settori, di attrarli sul territorio, in questi ecosistemi che vengono creati e sicuramente interessi in cui noi tutti abbiamo un ruolo, dall'Hydrogen Park a Confindustria Veneto a Fondirigenti e a Federmanager. La ricerca interessante, come ci siamo già detti, dovremo dargli la opportuna valorizzazione. Tra l'altro ho visto che anche in Puglia questa settimana è stato presentato un altro Hydrogen Park dove ci sono Generali, dove c'è, non mi ricordo se Eni o Saipem, comunque player importanti, e quindi alla fine possiamo anche condividere determinate esperienze in un'ottica proprio di contaminazione e di valorizzazione di quel che facciamo. E naturalmente la ricerca andrà nella Open Innovation Library, quindi sarà disponibile a tutti sul nostro sito, però l'importante, visto il ruolo della regione, che è un ruolo veramente di traino, creare un'iniziativa pubblico-privata per far vedere questo lavoro che è un lavoro
molto interessante perché non c'è niente. Questo è un lavoro pionieristico di mettere assieme così tanti player, ehm, Confindustria, la regione, le aziende di grandi, più piccole, noi che abbiamo creduto in questa iniziativa e abbiamo deciso di finanziare, perché è un'iniziativa fatta bene che può essere veramente utile al territorio e alle aziende stesse nel dare una struttura mentale, direi, una forma su cui poi creare una traiettoria, sia per fare gli avvisi nel nostro lavoro di formazione, ma sia anche alle società di formazione per creare dei corsi e di essere di aiuto per quello sviluppo strategico in questa fase che le aziende in questa crescita così forte e ad alta densità di conoscenza hanno bisogno. Quindi molto bene, lavoriamo bene assieme, io dico che c'è un ottimo rapporto e cerchiamo poi di valorizzare questo lavoro che non deve rimanere fermo tra noi, tra Confindustria e Federmanager, ma anche oltre. Grazie e buon lavoro. Grazie mille, Presidente. Non era un'introduzione questa, era già un contributo di un manager a un mercato che sta cambiando. Quindi, oltre alle parole di apprezzamento, e di cui la ringraziamo sempre, io ho apprezzato molto la sua visione manageriale di questo e in realtà molte delle cose che lei ha evidenziato sono emerse anche ovviamente nella ricerca, perché effettivamente ha fotografato con molta lucidità questo processo di cambiamento e le opportunità per tutta la filiera dell'equipment, Sì. perché quello siamo, insomma, principalmente. Va bene, Adesso grazie ancora. questo è una fase iniziale dove io vedo i costruttori che stanno cercando nel mobile, nel settore mobile, quello che seguo io, stanno cercando di capire quale linea. Però Certo. l'idrogeno, io vedo che i grandi costruttori gradatamente lo stanno provando tutti, quindi l'idea viene perfettamente e poi soprattutto questa riconversione di quest'area a Porto Marghera. Sì. Un Una bella gioco, sfida, una una bella bella sfida. sfida. Va bene, Grazie. grazie ancora Presidente, buon pomeriggio. Grazie. Grazie. Allora passo dal Presidente di Fondirigenti al Presidente di Federmanager Veneto, Maurizio Toso. Maurizio, buon pomeriggio e grazie ovviamente per essere qui. Buon pomeriggio, grazie a voi e un benvenuto a tutti quanti i presenti e i relatori che ringrazio. Oltre, mi associo senza ripetere tutti i ringraziamenti, mi associo in pieno e sottoscrivo in pieno l'analisi fatta dal collega e presidente di Fondirigenti Marco Bodini e pertanto non è stata una disamina, giustamente come ha detto, e un contributo, come ha detto il dottor Stefano Miotto, proprio a queste idee, iniziative che nascono e che sono nate grazie a Confindustria Veneto e Stefano Miotto come Siav e Gabriella Bettiol. Ecco. E posso solo risottolineare il fatto dell'importanza, diciamo, di questo cambiamento e anche del cambiamento delle figure manageriali, ma più che delle figure manageriali, delle competenze manageriali. E questo, diciamo, è la seconda tappa, ma diciamo, la ricerca è proprio focalizzata su questo. Cioè, solo istituzionalmente, ma non voglio farvi perdere tempo all'analisi appunto della ricerca, dico solo che Federmanager è l'organizzazione maggiormente rappresentativa del management a livello nazionale, naturalmente relativo alle aziende industriali piccole, come sottolineava, medie e anche grandi, produttrici di beni e servizi. Io rappresento in piccolo l'Unione Regionale Veneto che coordina le cinque sedi territoriali. L'impegno e gli obiettivi di Federmanager è proprio quello di far evolvere il ruolo manageriale verso un soggetto di rappresentanza sociale e anche con le proprie idee, col patrimonio delle idee, capacità di fare,
meritocrazia e impegno, tutto per far appunto ritorno a evolvere il ruolo manageriale ed essere nelle e con le aziende in primo piano. Qui mi fermo perché non toglierei spazio e non aggiungerei nulla a quello che ha detto il collega Bodini. Grazie. Grazie mille, Grazie. grazie al Presidente Toso. Allora, entriamo nel vivo sostanzialmente della ricerca, quindi chiedo di condividere la presentazione e ovviamente ringraziandola passo la palla a Gabriella Bettiol. Come dicevo, reciteremo queste slide a più voci, nel senso io e Gabriella da qui, ma poi coinvolgeremo anche Andrea Boss, Rino Garbellano e la dottoressa Paludetti nella illustrazione di parti di queste slide, perché abbiamo la fortuna di avere dal vivo queste testimonianze esatto, e non on desk. Scusate se riesco a far partire. Sì, ok. Benissimo. Allora, prego Gabriella. Allora, innanzitutto grazie a tutti, a chi ci ha creduto in questa ricerca, a chi ci ha sostenuto e a tutti i presenti, appunto, a cui speriamo di dare qualche informazione su cosa sta succedendo a livello veneto su due importanti settori innovativi come quello dell'aerospaziale e delle energie rinnovabili, con questo focus poi sull'idrogeno. Allora io cercherò di essere velocissima perché lascerei più spazio a chi di idrogeno ne sa molto, molto più di noi, e anche dentro poi alla grande filiera, no, dell'idrogeno e soprattutto dentro l'Hydrogen Park, che è poi diciamo, il sito e la coalizione che sta cercando di far marciare, no, positivamente questo nuovo, chiamiamolo così, macro settore che si riferiscono alle energie rinnovabili. Allora, noi abbiamo impostato la nostra ricerca cercando di capire come questi due, chiamiamoli così, macro settori, no, dell'aerospaziale e delle energie rinnovabili in qualche modo si innescassero in quella che è la storia industriale del Veneto, perché altrimenti perdiamo dei pezzi, no? E allora siamo andati a vedere, intanto Luca Paolacci con la Fondazione Nord-Est ci ha assicurato che non siamo presi male in termini di innovazione nel Nord-Est, dove il Nord-Est ormai noi comprendiamo anche l'Emilia-Romagna, che entra a far parte anche delle analisi della Fondazione Nord-Est, perché se vedete siamo molto, molto ben allineati col colore rosso con il Baden-Württemberg, con l'Île-de-France, no? E con le zone a più alto livello di innovazione. Chiaramente si tratta poi però di composizioni di tipo industriali molto diverse, quelle che abbiamo noi rispetto a quelle che ci sono in Baden-Württemberg o quelle che ci sono soprattutto in Francia, dove ci sono due variabili, una è la dimensione delle aziende, ma l'altra anche la capacità di attingere a quelle che sono tutte le tecnologie emergenti, non ultime appunto le tecnologie digitali, e avere poi dei grandi player, cosa che noi non abbiamo, no? Nelle cose. Quindi siamo andati a vedere come soprattutto l'aerospaziale si inserisce in una vecchia storia di evoluzione dei distretti poi alla fine, mentre una cosa un po' diversa è per le energie rinnovabili, soprattutto per l'idrogeno, che vedremo ha poi una localizzazione anche dove si agisce, no? Per la comprensione e l'innovazione di questa nuova energia rinnovabile e quindi lì vedremo più un discorso di filiera che si innesca su questo processo. Allora, per fare un po' di disamina ovviamente dobbiamo andare a vedere anche i maestri, quindi Rullani sapete che ha studiato tutta la sua vita i distretti veneti, ma le ultime cose che ha detto lui le ha
ha dato una focalizzazione molto precisa. Diceva qualche anno fa che l'evoluzione dei distretti sarebbe stata molto legata a quella che è la capacità di utilizzare al meglio tutte le nuove tecnologie e soprattutto le tecnologie digitali, e poi appunto la capacità di connettersi con le filiere della conoscenza. Perché? Perché chiaramente con la complessificazione anche dei settori sui quali ci stiamo approcciando, tipo l'aerospace, senza la filiera della conoscenza, diciamo, la sola manifattura, no? Che poi sappiamo è bravissima a fare qualsiasi pezzo, no? Meccanico, elettronico, eccetera, però ha bisogno di un apporto di conoscenza diverso che dal passato. Quindi queste due variabili, poi andare avanti Stefano, le abbiamo viste assolutamente dentro soprattutto a tre vecchi distretti, no? Quello della meccanica, meccatronica, elettronica di Vicenza, l'abbiamo visto parlo dell'aerospace, su Conegliano dove c'è il vecchio distretto dell'elettrodomestico e poi su Padova dove c'era la refrigerazione. Sembrano diciamo, settori molto distanti, no? Dell'aerospaziale, e invece dopo vedremo che le migliori aziende che stanno contribuendo fattivamente all'evoluzione della rete dell'aerospaziale sono collocate proprio lì, e quindi ci ha fatto molto piacere vedere che l'innovazione di questi settori si nutre di quella che è l'evoluzione anche di settori che hanno saputo, no, attualizzare la loro presenza sui mercati a livello internazionale attraverso appunto il contatto con poi il settore della conoscenza. Perché vedete che uno dei problemi che metteva a fuoco Rullani, ma poi anche Aster con Bonomi e Luca Romano, è il sottoinvestimento in qualche modo che le nostre aziende hanno fatto, no, nelle risorse umane. Erano le persone che lavoravano, no? Non quelle che studiavano o facevano innovazione. E allora andiamo subito a vedere quella che è stata la mappa dell'aerospaziale, giusto per contestualizzare questo discorso che ho fatto adesso. Ecco, c'è una cosa nuova nel Veneto, che c'è la pedemontana, no? Perché una volta connettere un'azienda di Vittorio Veneto con una di Vicenza era una roba biblica per tutto il sistema, diciamo, di connessione stradale. Adesso con la pedemontana in 20 minuti, mezz'oretta, tutta l'area, no, che vi ho detto prima, Padova, Vicenza e Treviso, sono assolutamente connesse. Questo Luca Romano ha detto che è un'operazione, la più grande operazione di politica economica regionale fatta negli ultimi 30 anni. Perché? Perché qui non si connettono solo le aziende, vai pure. Questa è un po' una riclassificazione che abbiamo fatto della presenza delle aziende nell'aerospaziale, e se vedete che è cresciuta in 3 anni da 29, mi sembra, soggetti aderenti Sì. a circa una settantina. Cosa è cresciuta? Non è cresciuta se non in qualche rarissimo caso la presenza della manifattura, ma è cresciuta la presenza degli spin-off e degli start-up. Ecco qui che allora la filiera manifatturiera si connette alla filiera della conoscenza, che era proprio quello che auspicava il vecchio Rullani. E se andiamo a vedere dove sono posizionate, vedete Padova, che ha principalmente meno manifatturiero e molto di più spin-off e start-up. Perché? Perché c'è una facoltà di ingegneria e le facoltà dell'Università di Padova che adesso stanno creando anche nuova imprenditorialità su questa parte qua. Vicenza, e vedete che invece la fa da padrona la manifattura, no? E meno, e vedete che anche le start-up spin-off, elettronica, microelettronica, macroelettronica, no? Queste cose qui. E poi abbiamo Zoppas e la Breton Vector sul Trevigiano, e lì la storia, diciamo, collegata alla refrigerazione, no? Zoppas, ma anche tutta l'evoluzione che poi ha avuto bellissima. Quindi questo per dire che
l'evoluzione che si auspicava, no? Di evoluzione dei distretti, in questo caso, nel caso dell'aerospaziale, si vede tutta. Bonomi e Luca Romano invece hanno guardato di più alle filiere. Allora, le filiere come piattaforme territoriali nuove, alle filiere innovative, non alle filiere in quanto tali, quindi hanno fatto due considerazioni, una sulla filiera della crocieristica, che avendo qui Fincantieri non come sede ma come produzione, poi ha portato un indotto incredibile e anche qua ad alto valore aggiunto. Abbiamo l'esempio di Somec e l'altra invece la filiera, eccoci qua, delle energie rinnovabili e dell'idrogeno. Qui abbiamo guardato al classico ormai storico, no? Rapporto di Simbola sulle energie rinnovabili e abbiamo visto un quadro in cui ci riconosciamo, nel senso che loro rilevano che la produzione di energie rinnovabili viene fatta soprattutto a Milano, Roma, Bolzano, Trento, mentre nelle province di Vicenza, Padova e Treviso predominano ancora le aziende manifatturiere che contribuiscono poi con la produzione, quello che dicevamo prima, no? Di elementi meccanici ed elettronici connessi all'utilizzo delle rinnovabili. E andando più nello specifico, ecco qua poi chiedo soprattutto a Andrea Boss se mi dà una mano, però avevo trovato diciamo, questa figura, no? Che trovate in Alfa Laval, che è l'azienda poi che fa i sistemi, come si chiamano, di connessione, di scambiatori di calore, no? Che l'aveva spiegato in questo modo e mi sembrava abbastanza chiara, no? E qui per dire che per arrivare a questo, la faccio molto breve perché poi lascerò a Andrea Boss a spiegare meglio di me questi processi, però se noi vogliamo proprio l'idrogeno verde, quindi non l'idrogeno grigio o l'idrogeno turchese, ma l'idrogeno che diciamo è alimentato da energie rinnovabili, qui il costo mi sembra è ancora molto alto, ma non è competitivo rispetto alle cose, perché per fare appunto idrogeno verde bisognerebbe utilizzare le energie rinnovabili e quindi noi qui non abbiamo eolico, non abbiamo come può esserci in Danimarca o in altre zone, ma dobbiamo utilizzare questo processo, no, di elettrolisi che ha un costo altissimo in termini poi di consumo di energia, no, dell'elettrico. La spiego così e mi fermo qua, no? Dopo lo spiego. Ecco, esattamente. E, poi c'è stato un rapporto di Prometei Intesa a San Paolo che ha guardato appunto a qual è, no, la ricaduta sulle nostre industrie e ancora una volta ha sottolineato che appunto diciamo, le opportunità per il manifatturiero sono molto, molto interessanti, molto alte, però attenzione perché anche loro dicono il costo attuale dell'idrogeno verde è molto alto rispetto poi alla possibilità di utilizzo, no, di questo tipo di energia. Se volete un attimo fare una bella lettura ve la suggerisco perché questo libricino fatto da Marco Alverà che chiaramente è stato credo, no? Di SNAM Sì. e comunque secondo me l'ha scritto in maniera anche molto appassionata, no? Quindi si legge anche in maniera molto piacevole, ha declinato proprio quelli che sono i metodi di produzione, di trasporto, di stoccaggio dell'idrogeno e soprattutto ha cercato di evidenziare, se vuoi andare nella prossima slide, quelli che sono i problemi da affrontare, i macro problemi e quelli che sono le possibili azioni. Allora, le infrastrutture ovviamente sono ancora molto, cioè ci vogliono ancora molti investimenti per fare le infrastrutture adeguate per l'idrogeno, i costi, abbiamo già detto, sono molto elevati e quindi bisogna lavorare sulla riduzione dei costi e poi avere accesso a capitali. Per fortuna il PNRR mi sembra che stia dando una mano in questa. E cosa fare? Ecco, mi piace molto questa cosa del fare delle coalizioni tra volenterosi e mi sembra di averne qualcuno, no, qui oggi.
E poi appunto non vedere solo il verde, ma vedere anche l'idrogeno e il metano, quindi altre formule blending, che possono essere soprattutto per i trasporti, e poi appunto andare a far funzionare, perché poi noi il distretto idrogeno ce l'abbiamo, l'Hydrogen Park, insomma, l'Hydrogen Valley ce l'abbiamo, però secondo lui bisogna coalizzare, no, i player dentro a dei siti, no, anche degli spazi che poi possono facilitare l'interscambio produttivo delle diverse parti. Io mi fermerei qui. Grazie, grazie Gabriella, mi pare che hai fatto un'ottima diciamo. Dicevo appunto, noi abbiamo un cluster sull'aerospazio, lo stiamo vedendo in azione, lo abbiamo raccontato la volta scorsa, che è molto interessante, e dicevo che invece dall'altra parte abbiamo un cluster dell'idrogeno che non è ancora formato. Ho detto una mezza bugia, nel senso che non è vero che non è ancora formato, nel senso che una prima, diciamo, un'importante aggregazione è costituita proprio da Hydrogen Park, e non è che si sia costituito da un mese, è già diciamo da alcuni anni che si è costituito, ne fanno parte alcune grandi aziende, ne fa parte Confindustria Veneto Est adesso a fronte delle diverse aggregazioni che ci sono state, ne fa parte Confindustria Veneto. Io, anziché raccontarvi queste slide, invece chiederei al presidente di Hydrogen Park, Andrea Boss, di poterci raccontare chi è Hydrogen Park, cosa fa, e Andrea di darci magari un po' la tua visione su quello che è lo sviluppo del mercato. E Andrea Boss è una persona, è molto bravo, estremamente competente, collabora con Confindustria Veneto, sta collaborando anche in questa visione, nell'aiutarci ad avere una visione, perché anche qui le competenze tecniche non sono qui dentro, ma sono vicine a noi, e Andrea, oltre ad aver avuto diversi incarichi associativi, è da parecchio tempo il presidente di Hydrogen Park. Quindi gli passo subito la palla, lo ringrazio molto per la partecipazione. Ti ascoltiamo, Andrea, grazie. Ringrazio Stefano per la presentazione. Confindustria Veneto, sono il presidente Carraro e la direzione per il costante supporto nell'attività dello sviluppo dell'idrogeno, che nel periodo che mi vede la condivisione dell'amministrazione Hydrogen Park sono ormai 8 anni. Possiamo fare una breve storia di Hydrogen Park, ma molto breve, per poi entrare nel merito delle competenze richieste ai manager per questo settore in fortissima espansione, e poi quali sono le opportunità industriali da integrare al sistema della filiera. Hydrogen Park nasce nel 2003 dall'idea di una piattaforma energetica basata sul vettore idrogeno, il cui merito è di Jeremy Riffin, che sarà poi consulente della futura cancelliera Angela Merkel. Questo ha permesso a Hydrogen Park di sviluppare 12 progetti per oltre 21 milioni di euro di investimenti dal 2003 al 2016. Possiamo rapidamente ricordare il progetto EPIC, o vaporetto a idrogeno, che equivale a un vaporetto di linea con un powertrain a idrogeno e con elettrificazione delle eliche. Un primo esempio di economia circolare all'interno della centrale termoelettrica di Porto Marghera, in cui è stato installato un combustore della Baker Hughes da 16 MW che andava a idrometano e utilizzava l'idrogeno, che era il residuo di un processo di produzione in prossimità. Questi poi altri progetti all'interno dell'aeroportuale con locomotori e quant'altro, ma non è questo il vero centro. Dal 2016 in poi, quando ho avuto l'opportunità di condividere l'amministrazione di Hydrogen Park, si è cercato di passare dalla scala industriale, sperimentale, a quella competitiva. Da lì ci è avviato un lungo processo che ha visto prima un'interlocuzione in ambito tedesco, quindi con le autorità europee a Bruxelles, per poi andare oltre Atlantico per capire quale fosse lo schema di gioco energetico entro cui muoversi. Una volta ritornati all'interno del confine, è stato di grandissimo supporto ai confini italiani, di grandissimo supporto il Ministero dello Sviluppo Economico, che ci ha permesso di individuare i punti di applicazione dell'Hydrogen Valley. Credo che a tutti sia noto il fatto che rispetto a un modello tedesco, il modello italiano, sia a livello di processo che orografico, è completamente differente, con delle specificità territoriali che rendevano complicata l'applicazione de plano del modello europeo dell'Hydrogen Valley. Quindi in questo contesto sono stati individuati i distretti altamente energivori come i punti di applicazione dell'Hydrogen Valley. Da qui si è rientrati all'interno dei confini regionali,
che con un lavoro a 6 mani, dove ha visto Stefano, un attore, noi tutti e la regione, che è diventata la prima regione a avere ben 2 delibere sui punti di applicazione della strategia di sviluppo dell'idrogeno già nel 2021, con un lavoro veramente intenso che ci ha dato un quadro normativo e applicativo anche con degli obiettivi ambiziosi di investimenti all'interno della nostra regione. Qui c'è stato un enorme supporto. Da lì in poi è partito un ulteriore impulso. Cosa ci dice l'Europa? Realizzate una capacità, una potenza rinnovabile, una capacità elettrolitica, un sistema di stoccaggio e una microdistribuzione d'area. Questo è il primo cuore pulsante in Hydrogen Valley e l'applichiamo ovviamente in un distretto altamente energivoro. Ora, la strategia europea è sensatissima, ha realizzato un modello applicabile e sviluppabile anche dalle PMI, che fa il seeding, cioè pianta i primi semi di un progetto molto più ampio all'interno dei distretti nel nostro caso, che poi verranno interconnessi fra loro. Tuttavia il modello europeo nella produzione organica di idrogeno verde all'interno del nostro territorio, in senso regionale ma nazionale, non sarà mai così veloce come gli obiettivi del Fit for 55 e l'esigenza di transizione energetica che ha il nostro paese, ma l'Europa nel suo complesso. Noi sappiamo che l'Italia e l'Europa sono un vaso di coccio tra vasi di ferro a livello geopolitico nell'accesso all'energia. Quindi noi dipendiamo sempre da terzi per acquisire il differenziale di energia che ci manchi. Ora, come riusciamo a consegnare la quantità di energia che vorremmo? Da un lato l'idrogeno sarà un modo per catturare l'eccesso di energia, cosa che sembrerebbe una contraddizione in termini, nel senso veniamo da un periodo in cui apparentemente c'era una scarsità potenziale di energia. In realtà gli obiettivi di transizione energetica che ci dà l'Europa creeranno degli enormi picchi di rinnovabili che già oggi osserviamo, ma che saranno un multiplo nell'immediato futuro. Penso che a tutti sia capitato di andare nel sud Italia e vedere una pala eolica ferma. Beh, pensavo fosse in manutenzione, come spesso dico la prima volta. No, non è così. La pala eolica ha un freno tirato perché già oggi produce più energia di quanto il sistema su cui insista possa organicamente assorbire. Ben sappiamo poi che il trasferimento dell'energia in eccesso è complesso, la rete ha una certa dimensione e oltre certe distanze diventa non profittevole o utile. Quindi l'idrogeno a questo punto a cosa serve? La dottoressa Bettiol ha dato una prima visione correttissima. L'idrogeno è una batteria, cioè non è più un prodotto dell'industria chimica per idrogenare i cibi, ad esempio, o altri processi industriali, ma è un vettore energetico che permette di catturare qualunque quantità di energia in eccesso, quindi questi enormi picchi di rinnovabili che osserveremo, tesaurizzarli, e quando lo tesaurizziamo compresso non energivoro, quindi possiamo stoccare una quantità di energia per un tempo illimitato e un quantitativo parimenti illimitato, e ritrasferirlo all'interno del nostro sistema, e quindi consegnare alle aree altamente energivore. Noi sappiamo che il nostro sud è un'area che ha la più alta producibilità fotovoltaica, quindi un grande vantaggio competitivo su base anche europea, ma una minore intensità industriale. Quindi è certamente un punto di produzione e stoccaggio e distribuzione all'interno del territorio. Questo aiuterà sicuramente a sostituire le molecole carboniose nella transizione energetica, ma non potrà essere sufficiente. Tante volte con Stefano abbiamo osservato il problema, che è quello della discontinuità delle rinnovabili. Noi sappiamo che il fotovoltaico ha un certo numero di ore giornaliere e poi ha un certo numero di mesi all'anno utili. Quindi dal punto di vista statistico, se noi osservassimo la gaussiana, vedremo che ha delle ali invernali, quindi 3 mesi più 3 mesi, circa metà dell'anno, in cui è scarsamente produttivo. Ma è così anche per l'idroelettrico, l'inverno di solito l'acqua è ghiacciata, quindi comunque il flusso è meno intenso, e così per le altre fonti rinnovabili come l'eolico che è discontinuo. In questo ci aiuta l'idrogeno, ma Hydrogen Park ha 2 progetti strategici che permettono di integrare e accelerare la transizione energetica. Uno è l'hub energetico, che è un punto di consegna domestico e internazionale che permetterà inizialmente di ricevere sul modello dell'oil and gas, quindi come vediamo arrivare oggi l'energia o gas e petrolio con la stessa modalità, quindi via nave, e avere accesso ai quantitativi potenzialmente illimitati di idrogeno. Se noi vogliamo vedere nel sistema industriale una rapida transizione, dobbiamo consegnare alla grande industria quantitativi potenzialmente limitati di idrogeno perché abbiano la certezza di poter fare degli investimenti nel settore e cambiare il tipo di molecola che utilizzino, quindi da una climaformante a una non climaformante. Ora,
Questo ha dato l'opportunità di sviluppare il progetto della Banca per l'idrogeno, che è il primo progetto nazionale e che è stato condiviso, è già un primo punto di applicazione, come forse avrete letto nel comune di San Donà, ma altri progetti lo hanno in modo non ufficiale, diciamo, non pubblicizzato, e che permette di ovviare a questa discontinuità. Ovvero, noi sappiamo che il PNRR ci obbliga a realizzare progetti che non abbiano un'eccedenza ai 10 megawatt nella capacità produttiva installata. Questo vuol dire che noi non potremo comunque produrre più di tot idrogeno in un singolo progetto. Pensiamo alla mobilità pubblica che tutti osservano. Venezia ha ordinato 98 autobus, ho avuto il piacere di andare a inaugurare i primi 3 mesi fa. Benissimo, è un servizio pubblico continuo e la domanda di idrogeno è costante. La produzione da rinnovabili è intrinsecamente discontinua e questo si replica su tutti i progetti dell'Hydrogen Valley che sono stati finanziati dal PNRR e o dai fondi strutturali europei. Quindi nel mercato si è realizzato nello stesso momento un fabbisogno attuale e decisamente potenziale, che sarà veramente rilevante, dove i quantitativi differenziali saranno enormi. Quindi noi avremo dimensionato dei progetti per progetti che hanno un fabbisogno continuo di energia con una discontinuità o quantomeno con un abbassamento significativo durante l'inverno dell'energia che viene prodotta e consegnata all'off-taker. In questo il progetto della Banca per l'idrogeno dice: se tu produci idrogeno in eccesso durante l'estate, io te lo ritiro e dall'altra parte ti posso restituire dei quantitativi nella parte invernale in cui ti serva. Qui si aggancia perfettamente il progetto del Lab per l'idrogeno, che è strategico per ricevere navi della taglia di decine di migliaia di tonnellate. Per intenderci, i progetti finanziati al PNRR e dagli altri fondi strutturali europei cubano ciascuno qualche migliaio, al massimo 1 migliaio o 700 tonnellate di idrogeno su base annua, e la grande industria avrà bisogno di altro. Quindi il modello del Lab permetterà di consegnare questi quantitativi. È un progetto che è un investimento enorme che verrà fatto a Porto Marghera. Siamo già in avanzato, diciamo, conversazione e troviamo grande favore rispetto a questo. È un progetto dei soci e ha già anche dei quantitativi garantiti, una volta che esistesse, che potranno essere consegnati al sistema industriale. Quindi, come qualche volta si dice, non è wishful thinking, ma è qualcosa che veramente è realistico, concreto. Aggiungo rispetto alla concretezza delle infrastrutture. Oggi Porto Marghera, tramite i soci, uno tra questi sicuramente è Sapio, è proprietaria di idrogenodotti già posati che tagliano tutto il porto da sud-ovest verso nord-est, e potrà essere il primo punto di applicazione anche per la consegna dell'idrogeno in futuro alle navi. L'argomento di cui si è già parlato è quello dell'autorità portuale, che è un grande supporter dello sviluppo dell'idrogeno. In questo poi abbiamo degli off-taker del territorio. Sappiamo che l'ENAC già obbliga gli aeroporti a dimensionare le infrastrutture aeroportuali per l'idrogeno, valutando che entro il 2035 già a Venezia atterri il primo aereo alimentato di idrogeno. E abbiamo anche un off-taker a Murano, dove abbiamo una sperimentazione per il vetro. Ecco, questo è il contesto strategico. Se Stefano ha delle domande, ce ne sono domande, ma con piacere. Sì, grazie mille Andrea. Allora io adesso farei così, visto che appunto hai raccontato poi Hydrogen Park e so che la dottoressa Paludetti, che saluto e vedo collegata, Buonasera a tutti. ha uno slot oggi è una brutta giornata. Oggi è una brutta giornata. Sì, lavorativo, non di certo una brutta giornata. Ecco, no, volevo invece coinvolgere in questa riflessione la dottoressa Paludetti. Allora, Andrea Boss ha nominato Sapio tra i grandi player di Hydrogen Park presenti sul territorio. Allora, le due domande che volevo fare, e poi andiamo da qui, da che cosa sta facendo Sapio. Vorrei poi arrivare, visto che la dottoressa Paludetti è una manager di Sapio, di raccontare un po' le nuove competenze in questo nuovo mondo che ci ha molto ben illustrato Andrea Boss. Quindi le due domande, dottoressa, sono: da un lato, come la vede rispetto a questo quadro che ha disegnato e che cosa sta pensando Sapio, ma poi la cosa importante, così ci spingiamo verso invece il discorso delle competenze, è che cosa sta cambiando in questo mondo così
in così veloce cambiamento. Grazie ancora e le do la parola. Grazie mille, buonasera a tutti. Ma devo dire che Andrea Boss, come sempre, ha detto tutto, quindi rimane poco da dire su quello che può essere il contesto dell'idrogeno di Marghera e quello che si sta creando. Devo dire che Hydrogen Park è ovviamente un'eccellenza a livello nazionale, se non a livello europeo, per essere un precursore, diciamo, di tutte queste discussioni anche dell'idrogeno, anche in tempi quando l'idrogeno non era di moda. Quindi sicuramente il ruolo che ha avuto Hydrogen Park, di cui appunto Sapio è uno dei soci fondatori e di cui posso anche dire di essere in consiglio, è ovviamente un ruolo importante per creare un ecosistema attorno a tutto quello che gira sì, attorno all'idrogeno e alla creazione di una domanda, non solo quindi della produzione, ma anche della domanda dell'idrogeno. Quello che è il ruolo di Sapio è un ruolo ovviamente, cioè, per noi l'idrogeno ha un ruolo chiave in tutto quello che facciamo e la I di Sapio sta per idrogeno, quindi è Società Anonima di Produzione Idrogeno Ossigeno, quindi l'idrogeno è nel nostro DNA dalla fondazione che è avvenuta nel 1922. Un fatto storico divertente è che il primo asset nel nostro bilancio è stato un elettrolizzatore, quindi nel 1923, stiamo parlando a 101 anni data, si parlava già di elettrolizzatori, quindi quando si parla di idrogeno non si parla in realtà di novità, perché l'idrogeno è comunque una molecola che, a parte che esiste da sempre, ma anche da un punto di vista business, ovviamente è una molecola che è presente, è uno dei gas tecnici che comunque le aziende che operano in questo settore hanno sempre venduto, hanno sempre prodotto, quindi non stiamo parlando di novità. Quello che diciamo è la novità è tutto il settore che ruota attorno, se vogliamo, più alla domanda di idrogeno, perché qui stiamo creando sostanzialmente un nuovo mercato. Stiamo creando un nuovo mercato perché sostanzialmente quello che è l'usufruitore finale dell'idrogeno non è più solo l'industria pesante, diciamo che l'idrogeno in particolare, se guardiamo il tessuto nazionale in questo momento, è prevalentemente utilizzato nelle raffinerie, perché serve ovviamente per la raffinazione del petrolio e la creazione di combustibili e in alcune altre industrie per il trattamento dei metalli, nell'industria della microelettronica, addirittura con delle percentuali di purezza particolarmente elevate, insomma, o nell'idrogenizzazione anche del cibo, quando faccio sempre l'esempio della margarina, perché ovviamente quello sono grassi idrogenati, scusate, per un motivo. E quello che però è l'utilizzo dell'idrogeno che andiamo a vedere, quindi la creazione di nuova domanda, è veramente quella legata a un settore nuovo. Andrea citava prima gli autobus a Venezia, fino a pochi anni fa non si parlava di mezzi di trasporto idrogeno. Diciamo nell'alba dei tempi, quando citava il traghetto idrogeno, era un sperimentale, non, era un'attività che diciamo si faceva più quasi come ricerca e sviluppo per cercare di spingere un settore che però non era ancora maturo. Adesso i tempi ci sono, grazie anche all'azione del PNRR e quindi dei fondi del Next Generation Europe sicuramente, i tempi sono maturi e quindi c'è un'attività molto diversa che si vede sul territorio. Per quanto riguarda quello che fa Sapio, noi crediamo molto nell'idrogeno e nella nuova transizione dell'idrogeno come principale attore o uno dei principali attori della transizione energetica. Abbiamo investito molto tempo, devo dire negli ultimi 2 anni, per cercare di creare tutto l'ecosistema necessario per noi per poter essere degli attori principali in questo campo, in particolare partecipando a dei bandi di gara per i fondi PNRR che abbiamo vinto sia per la produzione di idrogeno sia per la costruzione di stazioni di rifornimento idrogeno. In particolare se parliamo del territorio veneto, parliamo ovviamente di Marghera, dove già noi abbiamo uno stabilimento che verrà grazie a questi fondi allargato con l'aggiunta di una produzione di idrogeno rinnovabile
appunto per il comparto industriale e non solo di Porto Marghera. Come diceva Andrea, la fornitura di idrogeno a Porto Marghera è già una realtà. Noi abbiamo chilometri di idrogenodotti già presenti, idrogenodotti al 100%, che forniscono alcune delle aziende del comparto di Porto Marghera, e quindi questo sarà un'aggiunta rispetto a un'attività che sostanzialmente è già presente. E oltre a questo abbiamo altri progetti a Mantova, abbiamo altri progetti in Toscana, oltre a delle stazioni di rifornimento sia a Mantova che poi in Piemonte. Quindi diciamo che l'attività è abbastanza a 360 gradi, anche per qualcosa quasi di avveniristico rispetto a quello che è l'idrogeno di per sé, quindi la produzione in loco, ma stiamo anche guardando a potenzialità di importazione di veicoli energetici che possono essere poi trasformati in idrogeno. Sto parlando in particolare dell'ammoniaca, con dei progetti che potrebbero addirittura coinvolgere anche Porto Marghera, però questo è, diciamo, sia per la quantità, per l'ammontare degli investimenti che per l'orizzonte temporale, ovviamente richiede un po' più di tempo prima di poter condividere maggiormente. Su questo devo dire, abbiamo trovato un territorio particolarmente fertile non solo per Hydrogen Park, ma anche grazie all'attività di Hydrogen Park, con delle istituzioni sul territorio che ovviamente sono state molto ricettive di tutte queste idee. Ha citato Andrea prima comunque le delibere regionali, ma oltre a quello c'è un'attività anche del porto, per esempio di Venezia, abbiamo firmato dei memorandum, ma comunque il supporto continuo dell'autorità portuale nel sostegno delle attività di sviluppo che possono esserci all'interno ovviamente di Porto Marghera è fondamentale, perché ci si trova comunque in una situazione in cui adesso ci si deve districare tra normativa presente, normativa futura, bandi di gara, e diciamo che è abbastanza intricato il territorio in cui ci si deve muovere. E avere il supporto delle istituzioni, lo abbiamo visto a Porto Marghera, ma posso citare anche l'esempio di Mantova, è fondamentale per riuscire a mettere a terra i progetti, sia come progettualità prima che poi di cominciare un percorso invece realizzativo, perché qui stiamo ovviamente parlando di progetti che devono essere dei progetti poi avviabili e ovviamente della molecola che deve essere venduta. Non sono progetti che vogliono essere lasciati sulla carta, ma devono essere progetti che poi hanno una vita propria e quindi anche da un punto di vista economico devono essere sostenibili, perché sono progetti non diciamo dimostrativi, ma sono progetti industriali. Quelli, stiamo parlando comunque di ammontari di idrogeno, lo citava Andrea prima, a Venezia stiamo parlando di 750 tonnellate anno del nostro progetto di produzione, a Mantova stiamo parlando di 1500 tonnellate anno, quindi comunque progetti che hanno una scala significativa a livello nazionale. E ovviamente questo come quadro di quanto ho citato fa capire, per la sfaccettatura degli elementi che compongono il puzzle dell'idrogeno, che nel momento in cui un manager si interfaccia con questo tipo di attività deve essere molto flessibile nella propria capacità anche manageriale, nel senso che c'è una parte tecnica di progettazione di per sé, un business planning, quindi una parte economica, budgeting, portare progetti in approvazione, quindi comunque il fatto di convincere anche i soci, in questo caso comunque l'amministratore delegato, della bontà dei progetti, ma anche il territorio, quindi le istituzioni, aprire dialoghi, quindi c'è la necessità di una capacità relazionale veramente a 360 gradi. A questo si aggiunge sicuramente una capacità di avere una visione di mercato. Perché parlo di visione? Perché qui stiamo parlando sostanzialmente di un mercato che non esiste, e quindi si parla di una creazione di un mercato. Andrea citava i 98 autobus di ACTV, gli autobus a Venezia non sono mai stati alimentati a idrogeno, quindi è un nuovo mercato che si crea, ma posso citare Venezia, Bologna, insomma ci sono un sacco di realtà che hanno comprato degli autobus
che andranno a molecola idrogeno quando prima sostanzialmente non esisteva questa tipologia di trasporto pubblico, quindi ha un nuovo mercato, ma anche al di là di chi utilizzava già l'idrogeno e quindi se fa solo una sostituzione di molecola da una molecola prodotta prima con lo steam reforming del metano a una molecola che adesso è prodotta in modalità verde, ma la molecola voglio dire è sempre la stessa, ci sono degli utilizzi invece dal punto di vista più quelli che noi chiamiamo thermal, quindi di sostituzione del metano nei processi di combustione proprio per decarbonizzare gli utilizzi del metano, quindi stiamo parlando di caldaie, di forni, eccetera. Questa è tutta una nuova attività che quindi presuppone anche qui una creazione di un mercato, ma anche la capacità di convincere il cliente finale del nuovo modello che può applicare alle sue attività. E, tutto questo per far capire come un manager che si affaccia a questo tipo di realtà, quindi a mercati che devono essere, tra virgolette, pensati, studiati, creati e che sono in continua evoluzione perché ci sono dei cambi normativi continui in questa fase. Credo che ogni volta che esce un decreto del Ministero siamo tutti seduti fermi sulla sedia per capire che non ci abbia cambiato le carte in corsa, perché ovviamente questa è la situazione in cui ci troviamo. È chiaro che la capacità del manager di adattarsi a qualsiasi modifica, la flessibilità e anche, se mi permettete, la capacità di imparare, la volontà di imparare, perché comunque uno può non essere un tecnico, io non lo sono, però ovviamente si ha a che fare con i tecnici dalla mattina alla sera, uno deve cominciare a imparare anche un linguaggio tecnico che magari non è proprio del percorso di studi che una persona ha fatto, ma è veramente fondamentale questa volontà di imparare in continuazione e anche fondamentale per il percorso o il successo aziendale, quindi di crescita aziendale. E anche la capacità di fare il coaching ai propri team, nel senso che ovviamente ci si trova in un momento in cui non è anche un team commerciale, non è il vendere di più di qualcosa che si vendeva già, quindi con delle regole commerciali già scritte. Qui le regole commerciali non ci sono, non c'è una tipologia di contratto standard, ci si inventa veramente come impostare anche tutta la base contrattuale. Questo ovviamente richiede anche da un punto di vista di investimento del manager come manager di altri, di comunque del tempo per andare a supportare il proprio team nell'avere ovviamente di essere posizionati per il successo di quelle che sono le attività commerciali in corso. Questo diciamo per darvi un quadro, se volete, abbastanza eterogeneo di tutta quella che è l'attività attorno all'idrogeno e cosa vuol dire insomma operare oggi nel settore dell'idrogeno in questo mercato in definizione. Mi sembra che abbia tracciato un quadro lucidissimo, anche abbia descritto molto bene tutta la parte delle nuove competenze, diciamo, in un contesto, in un territorio completamente, insomma, parecchio inesplorato, quindi questo è un Anche po'... delle opportunità, anche perché ovviamente non essendoci delle competenze già predefinite, è anche un'opportunità per chi volesse anche, passatemi il termine, inventarsi una carriera in questo settore, di poter effettivamente, documentandosi, comunque cercando di imparare da quello che sta succedendo, eccetera, può essere comunque una competenza che può essere veramente venduta all'esterno in maniera abbastanza proficua. Grazie davvero per il suo contributo e alle prossime, perché qui questo progetto ovviamente è ancora tutto, insomma, deve essere molto sviluppato, quindi certamente la ricoinvolgeremo prossimamente. Grazie mille, dottoressa. Volentieri, grazie a voi. Ripasso ad Andrea Boss per dargli ancora qualche minuto, perché a questo punto la domanda, Andrea, è come vedi, allora, quali sono, allora, hai raccontato come si è sviluppato, come si sta sviluppando il mercato, quali sono i progetti di Hydrogen Park. Mi interessa capire, in una regione come il Veneto, molto manifatturiera, il presidente Bodini diceva che tutto il filone, diciamo, dell'equipment è un filone estremamente promettente. Da uomo di Confindustria, hai avuto molte cariche nella nostra organizzazione, come vedi dal punto di vista industriale lo sviluppo di questa
di questa filiera e quali sono secondo te le opportunità maggiori che questa regione potrà giocare. Dall'altra parte volevo chiederti anche però conferma su quelle che sono le competenze che ci diceva la dottoressa Paludetti, perché dopo questa cosa qui la volevo razionalizzare con il professor Garbellano, che ha un po' studiato e anche ha visto le interviste a una serie di manager che abbiamo coinvolto in questa ricerca. Quindi 2 domande, qualche minuto e grazie. Ti ringrazio per le domande, sono molto interessanti. Alla prima, la domanda in questo settore è esplosiva e la capacità produttiva è concentrata in poche mani. Dall'altro lato abbiamo la fortuna che l'Unione Europea rende disponibili sempre nuovi fondi addizionali ogni anno per la creazione e lo sviluppo della filiera. In questo dobbiamo stare molto attenti perché abbiamo una grossa asincronia tra la domanda attuale di equipment che sia industrialmente maturo, e lo sottolineo 2 volte, industrialmente maturo, e lo sviluppo di nuovi prodotti all'interno dei nostri territori. Ora, lo sviluppo della filiera è fondamentale, so che è un tema anche caro alla Regione che io condivido infinitamente. Dobbiamo però trovare degli step che ci permettano di avere prodotti, equipment industriale per produrre e distribuire idrogeno che siano idonei alla domanda attuale di mercato. In questo momento noi sappiamo che alcuni progetti, diciamo probabilmente, non riceveranno tutto l'equipment necessario per perfezionare i progetti e realizzare l'attuazione e lo spesa dei fondi che hanno ricevuto e riceveranno. E questo è un problema che non è solo italiano, è anche europeo. Quindi è un mercato ricco, sussidiato, finanziato e con una molecola, una tecnologia matura. Manca la scala dimensionale ancora, il nostro paese di sicuro, ma su base globale, rispetto alla velocità con cui il cambiamento stia occorrendo. Questo sintetico, senza troppe didascalie. Rispetto alle competenze. Le competenze di un manager sono delle competenze trasversali, poi dipende il punto di filiera e il livello a cui debba interagire. Certamente serve una comprensione geopolitica profonda con connessione all'interno del sistema delle istituzioni e la comprensione delle differenze funzionali dei vari organi che ci sono a Bruxelles, ma anche a Washington. Noi sappiamo che l'energia è un tema geopolitico, quanto mai in questo momento dopo gli eventi occorsi negli ultimi anni. E dall'altro le competenze certamente potrebbero essere un travaso dall'oil and gas. E ci sarà una forte sostituzione tra le molecole carboniose e non carboniose e i processi logistici dell'oil and gas, da cui tra l'altro per alcuni aspetti provengo, sono molto simili, con delle differenze sulla possibilità o meno di inquinare, ma già l'HS era stato implementato moltissimi anni fa. Quindi l'osservazione è profili internazionali, se dovessi assumere io, comprensione sistemica delle istituzioni nel settore strategico dell'energia e una comprensione dei processi logistici di distribuzione e stoccaggio dell'energia. Dopodiché mettersi al tavolo e studiare molto molto bene il progetto europeo e i vuoti che genera, non perché sia sbagliato in sé, il progetto europeo è perfetto, strategico, pensato benissimo, ma la volontà di transizione è diventata molto più rapida di quando questo fosse stato pensato. Io le prime cose a Bruxelles avevo scritto nel 2016, qualcosina la trovo ancora scritta in qualche pezzettino di PNRR, però allora si pensava a un progetto con la goccia. Oggi invece è un'onda di tsunami la volontà di transizione. Quindi lì ci sono delle grandi opportunità sia di lavoro che di business per le aziende. Mi fermo qui perché insomma non vorrei andare oltre e rubare tempo agli altri relatori. Grazie mille davvero Andrea anche per questo secondo contributo. Hai dato assieme alla dottoressa Paludetti veramente secondo me un quadro chiaro. Penso che chi ha ascoltato abbia capito molto di più di quanto avrebbe capito da noi. Quindi grazie davvero per questo contributo e alle prossime. Ci sentiamo presto. Grazie ancora. Grazie a voi. Allora, sì, adesso direi che passiamo velocemente all'ultimo capitolo. Lo abbiamo già aperto con le testimonianze della dottoressa Paludetti e di Andrea Boss. Appunto, vi stavamo raccontando che dietro a questa cosa, dietro a quello che c'è già, cioè all'Hydrogen Park avete sentito i progetti, lo sviluppo del mercato, eccetera, c'è l'idea che abbiamo di creare sostanzialmente la nuova rete innovativa
che ha sostanzialmente, dovrebbe mettere insieme un po' tutti questi elementi. E io non sottovaluterei il fatto che avere un soggetto unico, che ha, diciamo, un'unica voce, che ha una sua identità istituzionale molto chiara, è diverso che avere tutta una serie di attori. Qui abbiamo già Hydrogen Park, però in Hydrogen Park o Hydrogen Park, che nella nostra idea, quella che abbiamo condiviso con il presidente Boss, è quello che dovrebbe fungere da soggetto giuridico di questo cluster. Dovremo aggiungere certamente tutti quelli i potenziali principali attori dell'equipment, quelli di cui ci parlava il presidente Bodini. Dovremo aggiungere alcuni grandi utilizzatori, pensiamo a Save, pensiamo quindi l'aeroporto, quindi l'area dei trasporti, che è decisamente il trasporto pesante, uno dei settori di maggiore utilizzo, e poi invece ci sono coloro, e sono stati citati anche questo, che per esempio tutta l'area della termomeccanica, che potrebbe usare l'idrogeno come vettore. Ma davvero da questa visione mi pare che diciamo un po' emergano chiaramente le potenzialità di sviluppo. E nella nostra regione, appunto, e poi davvero entriamo nella parte delle competenze del capitale umano manageriale, e nella nostra regione, oltre ai progetti di cui ha parlato Andrea Boss, ha avviato nell'ambito della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità proprio un cantiere che riguarda l'idrogeno, all'interno del quale è stata, che ovviamente in questa fondazione è presente Confindustria Veneto, nell'ambito di questo cantiere è stata anche realizzata una prima mappatura proprio delle aziende e delle competenze che sono già presenti, ma oltre a quelle che sono già presenti ce ne sono molte, diciamo, che potrebbero velocemente svilupparsi anche con questo salto di filiera di cui ci ha raccontato il presidente Bodini. Sì, infatti il Boston Consulting Group è stata poi incaricata di fare questa ricerca. Io ripasserei la palla a Gabriella per la parte competenze, assieme ovviamente chiamerei adesso anche Rino Garbellano, il professor Garbellano. Gli chiedo quindi di accendere la telecamera, perché insomma ne avete sentito, adesso vi lascio agli esperti. No, io direi dopo che trovate anche molto materiale, no, sulla ricerca, ma anche sulle slides che vi trasmetteremo, anche con i dati, per esempio, relativi all'indagine di Boston Consulting Group dove si vede qual è l'atteggiamento, diciamo, e anche la conoscenza delle piccole e medie imprese rispetto a queste opportunità che hanno nell'entrata chiamiamo così, nella filiera. Così come premerebbe dire che anche Confindustria a livello nazionale ha fatto un ottimo lavoro proprio individuando insieme a Anima sui nuovi modelli di business proprio per l'utilizzo e lo sviluppo della filiera. Quindi abbiamo anche un riferimento, diciamo, di analisi industriale fatta a livello nazionale a cui possiamo agganciarci. Importantissimo però è anche, lo richiamo, perché ovviamente abbiamo a che fare con delle materie, quelle dell'energia, che non sono ancora state normate, no? E quindi c'era fino a luglio scorso proprio un vuoto normativo di regolamentazione e soprattutto tutte le variabili che riguardano la sicurezza, che adesso sta per venire colmata parzialmente, perché siamo ancora un po' sul generale. Da questo, diciamo, da questo decreto del Ministero dell'Interno di luglio scorso, che però ha bisogno assolutamente di prendere in considerazione anche altre variabili. Sulle risorse umane, sulle competenze, io direi il professor Garbellano ha costruito insieme con noi la ricerca, ha sentito direttamente anche dei manager e quindi lascerei a lui le considerazioni. Mi dici tu quando ti faccio la regia delle slide? Ma io direi, commentiamo prima, no, quanto hanno detto la dottoressa Paludetti e il dottor Boss. Innanzitutto veramente un sentito ringraziamento, perché ci hanno dato non soltanto, no, uno scenario di un settore specifico, ma credo che ci hanno dato dei punti di riflessione per chi fa management, per chi ha responsabilità nelle aziende in tutti i settori. E perché questo? Beh,
perché mi sembra che negli interventi precedenti siano venuti fuori una serie di spunti che proverò a sintetizzare. Il primo, oggi il management deve avere la capacità di comprendere le relazioni tra interno dell'azienda ed esterno dell'azienda. E che cosa vuol dire questo? Oggi soprattutto bisogna avere la consapevolezza, no, dell'importanza di conoscere quali sono gli scenari, quali sono le modifiche, quali sono le dinamiche geopolitiche. Perché questo oggi sta diventando un aspetto che non riguarda più soltanto la grande impresa, ma anche la piccola e media azienda. E qui non si tratta soltanto quindi di andare a capire come i grandi avvenimenti, come gli scenari, le dinamiche geopolitiche cambiano le logiche di localizzazione, ma abbiamo visto, no, con tutto il riferimento alle politiche dell'Unione Europea, come cambia anche, no, la ricerca di nuove fonti di energia, quindi andare a capire quali sono le energie su cui l'Europa oggi può contare. Quindi questo primo aspetto, no? Avere la capacità di comprendere queste relazioni tra interno dell'azienda, quindi la capacità di uscire fuori, no, dalle mura dell'azienda per comprendere quello che succede fuori. E il secondo aspetto è la rapidità. Ecco, diceva prima qualche minuto fa il dottor Boss, no? L'onda di tsunami. Ecco, questa è una frase che mi sembra veramente fondamentale. Ecco, allora oggi la rapidità dei cambiamenti, la rapidità di eventi inaspettati sta diventando veramente un fattore comune a gran parte, no, a gran parte dei settori. Allora, cosa deve fare il management? Cosa deve saper fare il management rispetto a questi cambiamenti? Beh, eh, per utilizzare la metafora utilizzata dal dottor Boss, no? L'onda di tsunami si può vedere e i manager devono fare uno sforzo per capire quali sono i segnali che anticipano l'onda e quindi andare a capire quali sono quei segnali deboli che poi in realtà in un prossimo futuro poi possono avere questi grandi cambiamenti. Ecco allora questa capacità di vedere, questa capacità di interpretare questi primi segnali di cambiamento, no, di scenario mi sembra fondamentale. Allora, una prima sintesi di quello che possiamo dire è che oggi il management deve saper leggere i megatrend. E questo è un aspetto fondamentale. Saper leggere i megatrend diventa fondamentale, no, nella gestione delle imprese, sia grande che piccola, sia media, soprattutto nelle imprese che innovano. E poi c'è un altro aspetto che mi sembra di grande rilevanza, no? Vedete quante volte abbiamo sentito la parola creare, capacità di creare un ecosistema, la capacità di creare un mercato, la capacità di creare, no, nuove modalità di dialogo con la pubblica amministrazione. E io credo che questa capacità di creazione sia molto importante nel management ed è una competenza nuova, perché non si tratta più soltanto di gestire, ma proprio di farle nascere e farle nascere nell'ambito di una pluralità, no, di audience, una pluralità di soggetti. E quindi qui si va dalla capacità di creare le relazioni con l'alta pubblica amministrazione, con le autorità europee, no, addirittura capire quello che succede negli Stati Uniti, ma poi anche la capacità di dialogo, no, con l'autorità pubblica nel territorio, no, con i comuni, perché è importante anche creare il mercato. Allora, questa capacità di creare nuove relazioni mi sembra una capacità emergente, una capacità che cresce nell'importanza, nel saper fare oggi il management. E questo vuol dire avere la capacità, no, di uscire fuori dal perimetro, no, della propria azienda, vuol dire uscire fuori dal perimetro degli usuali clienti. Anche il presidente si diceva prima, no?
mi ha chiamato un nuovo cliente. Ecco, questa capacità di essere aperti a queste nuove relazioni mi sembra molto molto importante. E lasciatemi dire un ultimo aspetto che mi sembra significativo, perché quando si entra, quando si vuole creare una nuove relazioni, in realtà stiamo creando degli ecosistemi. E quando si creano questi ecosistemi bisogna avere la capacità, per utilizzare un'espressione, di passare dagli ecosistema, quindi dalla centratura su se stessi, centratura sulla propria azienda, alla capacità di individuare, di capire quali sono le specificità degli altri, dei partner, la capacità di valorizzare le competenze distintive di ciascuno. E questo mi sembra molto, 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 molto significativo. Ecco, allora quando parliamo di ecosistemi, è chiaro che parliamo anche di aspetti giuridici, di aspetti legali, normativi, su cui bisogna fare attenzione, perché le relazioni hanno anche questo aspetto, ma poi ricordiamoci che gli ecosistemi si fondano anche su un altro pilastro, che è il pilastro della fiducia, del saper creare fiducia tra le organizzazioni, tra le persone. Questo vuol dire un lavoro continuo, un lavoro costante, perché soprattutto quando si fa innovazione ci sono momenti difficili, quando si fanno progetti innovativi, ci sono momenti di crisi e così via. Allora, saper creare la fiducia e poi saperla sviluppare, saperla mantenere, diventa una capacità di grande rilevanza grande rilevanza per il management. È quello che sta emergendo, e qui voglio concludere, è quello che è emerso ed è emerso nella nostra ricerca. Sia il management delle filiere, sia dell'aerospazio che dell'idrogeno, hanno questo aspetto in comune. Sono manager della conoscenza. Manager della conoscenza nei diversi livelli. Uno, noi l'abbiamo detto, bisogna saper imparare, cioè è responsabilità di ciascun manager quello di apprendere, no? Di apprendere, perché le tecnologie, le traiettorie tecnologiche cambiano in continuazione, cambiano con grande velocità. Quindi capacità di apprendere, capacità di conoscere, e questo vuol dire anche avere la capacità di costruire dei percorsi professionali di carriera solidi. Poi c'è un secondo aspetto che ugualmente è interessante, cioè saper connettere, no, la nuova conoscenza che viene dall'esterno, no, con la conoscenza che proviene già esistente, già esistente all'interno dell'azienda. E terzo aspetto che la dottoressa Paludetti ha ben sottolineato, ecco, il manager come coach su queste nuove grandi tematiche. Ecco, questo è veramente un aspetto significativo, perché bisogna il management deve avere la responsabilità di condividere le nuove conoscenze in senso lato, ma che non sono soltanto conoscenze tecniche, ma anche le conoscenze relazionali, la capacità di creare relazioni con i propri collaboratori. Perché poi, se manca quest'ultimo passaggio, se manca questo aspetto, no? Proprio c'è la difficoltà di mettere a terra, no? Di avere tutti i risultati fatti in precedenza. Quindi sono aspetti di grande rilevanza. Manager della conoscenza, quindi un manager che è attento ai budget, attento alle risorse, attento ai tempi, attento ai costi, ma allo stesso tempo, no, capace di gestire gli aspetti intangibili, dalla fiducia alla conoscenza, alla capacità di negoziare, alla capacità di comunicare, capacità di persuasione, che sono ugualmente significativi. Quindi un vero manager, ma allo stesso tempo la conoscenza fondamentale. Allora, quello che
noi abbiamo provato a sintetizzare, no, è proprio questo, no, questo triangolo della leadership, questo triangolo emergente della leadership. Creazione di valore si basa su questi tre aspetti: la capacità di di creare una tensione positiva tra interno dell'azienda e l'ecosistema, la capacità di creare tensione positiva tra i singoli progetti e la realtà dell'organizzazione, la realtà dell'impresa, e poi la capacità di creare una giusta tensione positiva tra i team e le singole persone. Ecco, quando si mette insieme queste dinamiche si può creare quella buona energia che mi sembrano il filo conduttore di questi nostri due incontri, in particolare questo. Questo è proprio un bel esempio di buona energia tra le persone, le organizzazioni e il territorio. Grazie mille Rino, Gabriella, grazie mille del tuo contributo, dell'analisi come sempre lucida. Gabriella, prima di passare la parola a Massimo Sabattini, ecco, prego, sì. Volevo soltanto dire che il lavoro, diciamo, che ha sintetizzato il professor Garbellano parte sentendo i contributi di queste due, diciamo, puntate, no? Perché è sempre bello, no? Sentire anche le testimonianze dirette dei manager, però dobbiamo ringraziare anche tutti i manager che ci hanno raccontato la loro storia, sia, diciamo, dell'aerospazio che per quanto riguarda l'idrogeno, in particolare Baxi, e poi James Orlandi per quanto riguarda poi l'autorità portuale, e poi un manager di una rete green che sta guardando con molta attenzione appunto alle energie rinnovabili. Quindi indirettamente ringraziamo anche tutte queste persone che ci hanno aiutato un po' a capire, no, cosa stanno vivendo dal lato proprio dell'evoluzione della propria professionalità manageriale, ma soprattutto ci hanno anche detto, perché abbiamo, il professor Garbellano ha avuto la prontezza di chiedere anche cosa si aspettano dai talenti. E allora qua vi lasciamo alla prossima puntata proprio sul management, perché oltre che a parlare dei manager, diciamo, attualmente sul campo, penso che sarà utile anche parlare di che cosa ci aspettiamo dai talenti, perché non si creino quelle discrasie tra aspettative dei giovani e offerte che facciamo noi, che poi, diciamo, allontanano un incrocio positivo tra domanda e offerta. Io mi Benissimo, fermerei grazie qua. Gabriella, grazie ancora al professor Garbellano. E allora abbiamo sforato di qualche minuto, ma stavolta abbiamo veramente dato voce ai manager e penso sia stato interessante. Quindi chiederei al direttore generale di Fondirigenti Massimo Sabatini di tirare le conclusioni, cosa non semplicissima, direi, visto la quantità di stimoli che oggi sono arrivati. Quindi Massimo, grazie mille intanto. Grazie a Fondirigenti di nuovo per il supporto, per il sostegno che ci dà, e Massimo a te le conclusioni. Grazie ancora. Grazie a Stefano, grazie a tutti, grazie alla dottoressa Bettiollo, grazie a tutti quelli che hanno partecipato alla giornata di oggi, che è stata veramente di estremo interesse per noi. Voglio cogliere l'occasione, come l'ho appena fatto, ma lo faccio anch'io molto volentieri. Voglio ringraziare tutte le imprese, tutti i dirigenti che hanno partecipato alla costruzione di questo progetto. No, lo dico sempre, quindi qualcuno magari mi ha già sentito dire queste parole, ma è davvero molto importante. Queste iniziative strategiche con dirigenti, che il Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua, quindi quello che noi facciamo è finanziare la formazione dei dirigenti, sono delle attività che noi utilizziamo per fare meglio questa attività di formazione. E per farlo meglio, il modo che abbiamo scelto, insieme ai soci che sono Confindustria Federmanager, è proprio coinvolgere imprese e dirigenti come partner di queste iniziative, quindi non come persone che assistono per il parte, ma come soggetti che ci aiutano a fare meglio questa attività, diciamo, un'attività istitutiva. Dunque,
Siccome ce ne sono stati davvero molti, oggi ce ne sono stati alcuni che hanno preso la parola, ma queste iniziative sono sempre il frutto di un coinvolgimento molto ampio, perché partono da delle survey, degli approfondimenti su larga scala sul tessuto manageriale produttivo di un territorio. Dunque sono sempre portato di una riflessione molto complessa, e la sintesi che si fa in questi casi è molto ricca, ed è tanto ricca quanto più partecipano appunto imprese e dirigenti a tutto il processo. Dicevo delle iniziative strategiche, sono un pezzo fondamentale del nostro lavoro, perché ci consentono di avere degli spunti, dei modelli formativi, quindi diciamo così un fabbisogno di competenze su un settore o su una tematica, dei modelli formativi che consentono di rispondere a questo fabbisogno, e in ultima analisi ci orientano nella messa a disposizione delle risorse che noi utilizziamo per gli avvisi. Dunque dovrà mirare la formazione continua, dove il fabbisogno delle imprese e dei dirigenti ci sembra più forte, o immaginiamo che possa diventare forte. Qui oggi è venuto fuori in maniera molto, molto forte proprio la questione temporale e la questione, diciamo così, del futuro. Più ancora che nel webinar che abbiamo dedicato a spazio, qui c'è una materia che si sta formando, una materia che ancora non è nota. Mi ha colpito molto quello che diceva per Voss, e cioè che quando le politiche sono state pensate, in realtà non si aveva chiaro dove questo avrebbe potuto portare i vari sistemi economici e anche le imprese. E dunque le imprese hanno anche un ruolo di dirigenti, un ruolo importante, come dire, di fissazione degli standard, cioè di colmare i vuoti che nell'idea originaria non erano stati considerati, e che invece si sono verificati nel corso dell'anno. E dunque un'iniziativa come questa per noi è davvero molto ricca di spunti. Il professor Garbellano ha fatto un'ottima sintesi delle competenze, perché diciamo tutto questo lavoro a noi serve, come dicevo, per arrivare a distillare, a condensare le possibili competenze manageriali che noi dobbiamo in qualche modo promuovere, e si fa conoscere anche ad altri territori che si può fare, ad esempio della Puglia, delle istituzioni che avete oggettato anche in quella regione. L'esperienza che si fa in questo territorio è automaticamente utilizzabile anche in altri territori. Questo è un po' il modo di lavorare con dirigenti. Quindi, diciamo, io non riepilogo tutte le competenze che sono state evocate. Mi sembra che se volessimo dargli dei gruppi di famiglie, mi sembra che vengano fuori competenze sia di tipo soft sia di tipo hard. Quelle soft che rimandano più di tutto alla capacità di visione, mi pare, e di interpretazione dei cambiamenti, ma anche alla capacità relazionale, cioè quella che viene normalmente chiamata, diciamo, nel gergo dei formatori, che Stefano mi ha insegnato e mi ha iniziato a far imparare, è quella che si chiama open management, cioè la capacità di avere uno stile di gestione aperto all'esterno, dove esterno è un concetto molto ampio che è stato declinato molto bene oggi pomeriggio, perché è aperto rispetto a fuori all'azienda, aperto rispetto agli interlocutori dell'azienda, aperto rispetto al territorio, ma aperto addirittura su scala internazionale, perché una materia come questa, diciamo così, non ha
la dimensione del chilometro zero, ma per sua natura ha delle scale che sono veramente interregionali come minimo, ma internazionali nella maggior parte dei casi. E mi sembra che ci sia un profilo molto interessante che in pochi altri casi è emerso, ed è il profilo della relazione istituzionale dal punto di vista delle competenze manageriali. Perché? Perché diciamo, siccome stiamo parlando come dire, di un mercato molto ricco, come è stato definito, ma in fase di costruzione e anche molto sussidiato, così è stato detto. Mi sembra che qui diciamo, la relazione con l'autorità politica e con l'istituzione sia un elemento di estremo rilievo. Quindi, mentre in molti casi le competenze manageriali che noi vediamo si limitano al mondo imprenditoriale, cioè l'azienda deve sapere, il manager deve sapere interagire con la sua filiera, certo, anche con il territorio, ma inteso come stakeholder, quindi un po' nel senso sociale, vorrei dire, non tanto diciamo, della costruzione della relazione che serve allo sviluppo del business. Ecco. In questo caso mi sembra che questo elemento sia venuto fuori con una certa evidenza e, insomma, è stato detto in vari modi, è stato detto che qui l'operazione che si sta facendo è quella di creare un ecosistema. Direi che per certi versi stiamo anche creando, a livello regionale in questo caso, potremmo dire anche su altra scala, stiamo creando una politica che ancora non c'è, una politica industriale in questo caso che ancora non c'è. Allora, diciamo, tra tutte queste competenze, mi sembra che condivido e che ovviamente non richiamo, perché la sintesi del professor Giardellano è veramente molto efficace, c'è un ruolo molto importante che è quello dei corpi intermedi e in particolare delle organizzazioni che rappresentano gli interessi. Perché? Perché è loro prioritariamente il compito di contribuire alla definizione di una politica, diciamo, quindi qualcosa che abbia la capacità di andare sopra all'azione delle singole imprese, quindi qualcosa che poi diventa azione comune. Quindi un gran numero di competenze soft, un numero consistente di competenze hard. Anche qui è stato detto, è un mercato ricco, ma manca la scala che permette di fare una serie di cose. E poi è stata, diciamo, detta anche un'altra cosa che mi ha colpito, la dottoressa Paldetti in particolare l'ha detto, è diciamo così, un mercato in cui ci sono grandi opportunità, non solo per le imprese, ma anche per i dirigenti, e in particolare per chi studia. E cioè chi ha voglia si può inventare diciamo così, un ruolo manageriale che ancora non c'è. E come può farlo? Può farlo studiando. Questo ovviamente è musica per le orecchie di chi si occupa di formazione, perché significa che c'è un ruolo straordinario per la formazione degli occupati, o dei manager sono occupati, ma anche di chi non lo è. Ed è un ruolo importante soprattutto per la formazione manageriale, perché è il ruolo di chi può immaginare dove può andare a parare un determinato tema e dove può andare a parare una determinata politica e ovviamente dove può andare a parare anche un'azienda nelle sue possibili evoluzioni imprenditoriali. E dunque significa che questo per noi è un tema chiave, che abbiamo fatto bene a investire delle risorse, a fare un approfondimento su questo tema. E devo dire che ho trovato, e chiudo, un altro aspetto che mi ha colpito, e cioè l'ultimo aspetto di cui parlava il professor Gardellino, cioè quello diciamo, il fabbisogno forte di competenze
positive nei confronti del team. Questo è un tema che Fondirigenti ha approfondito in un recente lavoro, che è il lavoro sul cosiddetto manager formatore. Lo voglio richiamare perché è, secondo me, esattamente quello che il professore prima ci diceva. Abbiamo visto che nelle realtà più dinamiche il dirigente più capace, più intraprendente, più efficiente, più efficace, è quello che non solo è bravo a fare tutte le cose che ho già detto, ma è anche quello che è più capace di altri di creare un ambiente favorevole all'apprendimento all'interno dell'azienda e soprattutto all'interno del proprio team. E cioè quindi che non soltanto sa fare tutte queste cose, ma sa usare in maniera flessibile, utile e mirata la formazione per i membri del suo team. Per fare che cosa? Beh, per fare proprio le cose che venivano dette, cioè da un lato migliorare la capacità di fare tutte queste cose, cioè le competenze soft, quelle hard, più tecniche che servono per presidiare questo settore, questo ecosistema che si sta formando. Ma dall'altro perché riesce a fare da creatore di senso, cioè qualcuno che non soltanto vede qualcosa che ancora non c'è, ma riesce a spiegare a quelli che lavorano con lui. E questo è veramente uno dei compiti più, diciamo così, impercettibili, ma più importanti che si stanno verificando. E in alcuni dei casi che abbiamo visto, i dirigenti iniziano a essere misurati dalla proprietà delle aziende proprio nella loro capacità di fare questo, affidandogli dei KPI, diciamo, degli obiettivi che li valutano tanto più efficaci quanto più riescono a fare tutto questo. Dunque, il fatto che questo lavoro abbia messo in evidenza l'importanza di questo aspetto in una filiera che si va creando significa che è proprio nella fase di impostazione che a questi aspetti bisogna dare sempre più importanza, dunque di più importanza proprio. E dunque, insomma, mi sembra davvero non solo un ottimo lavoro, ma anche un lavoro per certi versi molto originale per i risultati che ci sta portando e che ci aiutano veramente a impostare. Stanno per uscire gli avvisi, il primo degli avvisi, uscirà insomma adesso in primavera del fondo per il 2024, potrà essere già questo potrà essere già questa la prima occasione in cui alcune delle idee che vengono fuori da questo lavoro potrà trovare subito la prima applicazione per chi vorrà utilizzare le risorse della formazione continua per dare corpo a queste idee che sono venute fuori. Quindi, grazie a tutti, grazie davvero per questo pomeriggio così interessante e stimolante e ci vediamo per l'evento conclusivo di queste Grazie a te Massimo della sintesi, è stata davvero molto efficace, ci sono stati effettivamente alcuni aspetti direi un po' sorprendenti, insomma, che sono emersi anche dalle testimonianze di oggi, quindi la cosa ne faremo tesoro. Ecco, ne faremo tesoro soprattutto nell'ultimo incontro che sarà in modalità digital, quindi lo faremo qui nella nostra sede a Mestre, però avremo anche la possibilità di streaming ovviamente e lo faremo entro adesso il mese di marzo, fisseremo a brevissimo la data. Quindi grazie ancora del sostegno, della sintesi e vi aspettiamo ovviamente qui per l'ultimo incontro, per la chiusura dell'incontro, della ricerca. Grazie e buona serata. Grazie, buona serata. Grazie a tutti. Grazie, buona serata. Saluti. Ciao. Saluti. Saluti.